La cultura, l'arte, intanto sono un valore in sé, perché è la manifestazione dell'ingegno, della capacità e della sensibilità degli uomini, e la tutela di questo ingegno e la valorizzazione di queste capacità rappresenta un elemento identitario dei territori. Noi dobbiamo costruire la nostra identità e il nostro futuro su quelle che sono le risorse del nostro territorio, avere un'economia che deve essere dimensionata al nostro modello di società e non un'economia sovraordinata che spreca e distrugge le risorse. Quindi dobbiamo pensare a come abitare meglio questa nostra regione, e per poterla abitare meglio abbiamo bisogno di conoscenza, di competenze, di capacità. Queste sono almeno le 3C principali alle quali dobbiamo riferirci. Poi ci sono alcune C negative, ne indico solo una: la corruzione, che è un male che in questa nostra regione corrode ogni spazio di legalità, di trasparenza e di gestione corretta della spesa pubblica.